I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Un cosse lesaremo de piasse. Passando sotto il volto del passo de Zelino, si arriva ne piasse. Piazza de Erbe e Piazza dei Frutti, Isedo Piasse del Marcà. Pare che anche in epoca romana il centro de Padova fosse questo, e anche adesso, se si vuole risparmiare, conviene venire a comprare nei piasse. In mezzo ai due piasse che c'è il Saon, con le botteghe sotto i volti, una specie di supermarket del Medioevo. Pensave che da secoli là sotto che c'è sempre il stesso odore de formaio, de carne, de pesce e de altra roba da mangiare, neanche a grattare i muri che l'odore può dar andar via. In ogni modo de caratteristico non così soltanto l'odore e la gente che vive in mezzo, che fa molto vecchia Padova, e Ravendone, e Donete che vende gli ovi, qui che vende verdure, i mediatori, eccetera, eccetera, ma anche le architetture. A parte il Saon, che c'è tutto attorno tante vecchie case, e il vecchio municipio, e a Torre degli Anziani, de quando che Padova era governata nel Medioevo come una repubblica. Che era, ma adesso non che se pi, anche ai preson, per essere comode col tribunale, che gli era drento il Saon. Preson per i debitori, che pare che ne fosse tanti. Ste preson non è che se pi, come che godito, ma il palazzo che sia al suo posto si chiama dei debite, e ho fatto nel secolo passato Camillo Boito, fradeo de Arrigo, il compositore dell'opera Il Mefistofele. Camillo è molto meno celebre de Arrigo, ma vale appena denominarlo perché in quell'epoca, ma manchi faceva sempre picase, pare che gli architetti fosse sempre manco bravi, e invece sto Boito si accavava meglio degli altri, magari copiando de qua e de là e pastissando insieme stili diversi. E mi che voglio sontare anche una nota tipo dizionario per spiegare cosa che fosse il ravendone o il revendone. Ravendone o revendone e era delle femmine che si ingegnava per ciapparsi un franco e tirare avanti. E girava per le case o si metteva davanti al mercato delle piazze per comprare ovi, pulsini, arnati, piti e coniglietti, che dopo gli ore rivendeva per ciappare un scheo. Da rivendere vien ravendone o revendone, gli era uno di quei mistieri di una volta che si faceva quando che era miseria, non che era altro, e non bisogna neanche stupirsi se ormai sta parola non si usa più. Sparia a miseria se spario anche a sto mistiero. Se rivedemo al prossimo video.